iniziativa idealmente viene fatta a Vittorio Veneto, abbiamo con noi l'assessore alla cultura di Vittorio Veneto, Antonella Uliana, che vuole salutare il professor Franco Cardini, che è già stato ospite del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Certo. Eccomi qui, mi sentite? Perché qui abbiamo avuto un forte temporale anche con grandinata, io non sento molto bene. Sono molto contenta di portare il saluto questa sera al professor Gardini, perché ricordiamo tutti la sua presenza qui a Vittorio Veneto nell'ambito dei corsi di geopolitica. Che speriamo di riprendere, Guglielmo, me lo devi promettere, in presenza però, perché anche se ormai siamo diventati tutti quanti abbastanza abili e abbiamo sviluppato questo modo così nuovo e anche forse più comodo, no? Di trovarci e di mettere in relazione le varie opinioni, convegni, conferenze, riunioni. Però io devo dirvi la verità che non mi sono assolutamente abituata, continua a non piacermi, preferisco trovarmi in presenza con le persone, vederle direttamente negli occhi e sentirle dal vivo. Quindi mi auguro davvero che dalla fine di quest'anno, il prossimo anno, si possa riprendere con il corso di geopolitica in presenza qui a Vittorio Veneto, nella nostra bellissima sala del Museo della Battaglia. Quindi grazie per avermi invitato questa sera. Io vi saluto anche a nome del sindaco, che forse questa volta, per la prima volta, avrebbe potuto esserci perché è sempre pieno di impegni, ma con lo spostamento di orario ha contemporaneamente una riunione con la Protezione Civile, ma mi ha promesso che se riesce a finire per tempo si collegherà poi. Io prendo un attimo l'occasione per, ringraziando il professor Gardini, se poi mi dirà qualche cosa riguardo a questi due temi che propongo, che sono due piccole considerazioni dal mio personale angolo visuale che osserva la realtà del mondo, la storia, con una sensibilità di un certo tipo. E mi sto riferendo a due fatti attuali, contemporanei, che hanno messo l'accento su quello che è il ruolo geopolitico di queste due realtà, la Turchia e la Russia. Appunto, il tema di oggi è come sono nuovamente protagoniste nelle relazioni internazionali, con questa prospettiva, no? Che le riporta un po' all'idea imperiale del passato. Bene, io sono rimasta colpita, per esempio, dalla reazione della Turchia, che ha dichiarato di non voler prendere lezioni da nessuno, nel momento in cui Biden ha toccato quel nervo scoperto, andando a chiamare con il suo nome, cioè col termine di genocidio, quello che è stato il massacro della popolazione armena. Beh, questo, leggendo i commenti sui vari giornali e sentendo anche appunto i commentatori, gli studiosi, gli storici, questo è un elemento che ha una ricaduta indubbia su quelli che sono anche i rapporti all'interno del Mediterraneo, ma anche i rapporti con la Russia. E un altro elemento attuale che mi ha colpito e che riguarda appunto la Turchia e la Russia è il fatto che la Turchia sia uscita dalla Convenzione di Istanbul. Mi colpisce il fatto che questa Convenzione di Istanbul era stata proprio sottoscritta, il primo paese che l'aveva sottoscritta era stata proprio la Turchia nel marzo del 2012, e adesso invece quest'anno esce da questa convenzione, dimostrando come non ci sia più nessuna volontà di garantire, di tutelare quella che è la violenza di genere, collegandosi ad una convenzione internazionale.
E anche qui le voci che ho ascoltato parlano di questo gioco politico che da un lato si vuole ingraziare il suo partito, Erdogan, ma dall'altro appunto l'avvicinamento un'altra volta alla Russia. Per saldare appunto, qualcuno dice anche questo rischio di saldare questa alleanza Russia-Turchia che andrebbe a smantellare progressivamente tutta una serie di diritti fondamentali, perché sempre leggendo sui giornali mi sono fatta l'idea che soprattutto in questo periodo, nel periodo appunto del confinamento dovuto alla pandemia, in Russia si sia tornati indietro per quanto riguarda appunto la tutela delle donne all'interno dei nuclei familiari, al punto tale che all'interno delle famiglie l'aggressione è stata depenalizzata e ci sono tantissime denunce in questo senso. Ecco, semplicemente mi scuso se mi sono anche dilungata, ma sono due aspetti che io sento vicini appunto alla mia sensibilità e che ho posto approfittando questa sera dell'incontro con il professor Cardini per capire se in qualche modo questi due aspetti effettivamente vanno a creare un motivo di disarmonia, disequilibrio oppure di frizione all'interno di quelli che sono i rapporti geopolitici internazionali. Grazie. Ottimo, io ringrazio la dottoressa Antonella Uliana, che è assessore alla cultura di Vittorio Veneto, ha già anticipato, diciamo, con queste due domande un po' ricondurre il tema di questa sera, che è il Sultano Lazar, due imperi a confronto, che è il tema del libro che trattiamo questa sera, che discutiamo questa sera, e diciamo l'attualizzazione di questo tema, cioè del confronto nella storia tra questi due imperi, cioè la Turchia e la Russia, porta tutti quegli argomenti nell'attualità, che sono due almeno di questi argomenti che sono stati sottolineati già dall'assessore alla cultura di Vittorio Veneto, che ringrazio infinitamente, e come sempre collaboriamo e faremo nella seconda parte dell'anno, speriamo, in presenza, la sesta edizione degli aggiornamenti al Museo della Battaglia sul tema della guerra. E speriamo anche qui di farlo in presenza, perché fare le cose in presenza con Franco Cardini, per esempio, significa avere dei risultati di questo tipo, cioè avere se riuscite a vedere la condivisione dello schermo, delle sale piene e delle persone anche che si divertono, perché vedete qui Franco sorride, perché ha anche il senso dell'umorismo, come avete già avuto modo di constatare. Io adesso darei la parola al professor Gianluca Foresti, che è il presidente della società italiana di intelligence della sezione del Friuli Venezia Giulia. Gli darei la parola, dovrebbe essere collegato perché l'ho visto e l'ho sollecitato, se riesce a attivare il microfono, vediamo se, ecco, vediamo se riesce ad attivare il microfono. No, al momento non mi pare che sia riuscito ad attivare il microfono. So che c'è anche il generale Ristuccia che si è collegato. Se ce la fa, chiedo a lui di dare un saluto al professor Franco Cardini, in quanto, ecco il generale di divisione, Angelo Michele Ristuccia, che comanda, che è un amico di storia, da almeno 15 anni lavoriamo insieme con le attività dedicate alla geopolitica, e da un po' di anni anche con il Master in Intelligence, e adesso oggi lo troviamo anche in questa iniziativa, che è anche iniziativa della Società Italiana di Intelligence, fondata dal professor Caliciuri e la cui sezione è presieduta dal professor Gianluca Foresti, che è anche direttore del nostro Master in Intelligence, e lo sfondo che vedete dietro di me è lo sfondo del Master. La parola a te, Angelo, per salutare il professor Franco Cardini, che è uno studioso di cose militari, perché
ha scritto tantissimi libri, tra i quali sulla cavalleria medievale e quell'antica festa crudele, che sono dei capisaldi ripubblicati recentemente dal Mulino e che sono dei capisaldi per lo studio della guerra. Intanto Guglielmo, grazie per l'invito. Queste iniziative sono straordinariamente come dire, interessanti. Saluto il professor Cardini, mi fa piacere incontrarlo per la prima volta in questa occasione. L'argomento, il libro sono importanti. Andrò sicuramente a comprarlo e a leggerlo, anche perché ultimamente insomma, l'argomento mi ha particolarmente suscitato curiosità. Tra l'altro qualche settimana fa, 2 settimane fa, ho incontrato il direttore della Normale, della scuola superiore, della Normale, il professor Ambrosio, per cercare di intraprendere lo stesso percorso che abbiamo avviato con l'Università di Udine, con il professor Cerolini e con il professor Foresti, in materia di collaborazione finalizzata al knowledge development. Turchia e Russia sicuramente stanno giocando un ruolo determinante in questo momento per il mantenimento di equilibri diversamente stabili a seconda dell'area geografica alla quale ci si riferisce, quelli meglio convenienti per ognuno di due. Mi riferisco a una parte della Siria, dall'altra parte entrambi hanno giocato un ruolo determinante, la guerra del Nagorno-Karabakh, ancora lo giocano nell'area del Caspio, quindi sono curioso di sentire questo intervento, non vedo l'ora insomma di ascoltare il professor Cardini. Grazie e buona conferenza a tutti. Grazie infinite al generale Angelo Michele Ristuccia, che comanda una divisione che ha salde le radici nel nostro territorio, con 2 brigate, la brigata Ariete e la brigata Pozzolo del Friuli. La brigata Ariete è di casa in Istoria, abbiamo anche tra gli ospiti qui il responsabile della pubblica informazione della brigata Ariete, che è il maggiore Massimo Grizzo, che è anche il nostro membro del consiglio direttivo di Istoria. Allora io direi a questo punto di iniziare solo con 2 minuti di piccola premessa, cioè il professor Franco Cardini è professore emerito di storia medievale dell'Università di Firenze e dell'Istituto Scienze Umane di Firenze collegato alla Normale di Pisa. Professore emerito non significa professore in pensione, ma in realtà bisogna ottenere la delibera dei colleghi del proprio ateneo. C'erano dei colleghi, c'erano dei colleghi distratti e quindi ci sono anche dei colleghi che, quando il professore va in pensione, si vendicano e cercano di non fare approvare il fatto che sia professore emerito. Con il professor Cardini non hanno potuto, perché sarebbero stati seppelliti dalle centinaia di monografie che ha scritto, delle quali almeno una cinquantina tradotte anche in diverse lingue, quindi è un guaio. Uso misfatti di ogni genere, è semplicemente qualcuno di loro era distratto e non è venuto, oppure è stato ricattato. Ecco. Allora, la cosa divertente è che comunque Istoria ha già presentato alcuni libri e discusso su alcuni temi collegati al tema di questa sera, cioè alla Turchia e alla Russia, dal punto di vista diacronico, a questi 2 imperi. E per esempio abbiamo presentato Il turco a Vienna, che è un libro di Cardini del 2015, poi i volumi Samarcanda, La via della seta, Gerusalemme, Istanbul, che sono tutti libri del Mulino, poi L'Islam è una minaccia, falso, anche quello forse non è un libro del Mulino quello, ma l'abbiamo presentato a Udine nell'ambito di un'iniziativa molto interessante con la comunità islamica di Udine. E poi La bottega del professore, anche a Vittorio Veneto nel 2014, quindi sono tantissimi libri. Un'ultima cosa, segnalo ancora un po' di libri recenti, cioè degli ultimi 2 o 3 anni, del professor Cardini, che sono Lawrence d'Arabia,
del 2019, Notre Dame, il cuore di luce dell'Europa del 2020, neofascismo e antifascismo del 2018, l'ipocrisia dell'Occidente, il califfo, il terrore e la storia del 2018, San Michele del 2020, interviste impossibili dove viene intervistato Costantino, Mozart, Don Chisciotte, Giovanna d'Arco e Francesco d'Assisi, Hitler in Italia dal Valhalla a Pontevecchio del 2020 e adesso in uscita in questo mese la Turchia ieri, oggi, domani, che è proprio uscito in questo mese e che anche qui è collegato al tema di questa sera, cioè al rapporto tra lo zar e il sultano, due imperi a confronto. La parola a te, Franco, e grazie infinite per essere qui con noi. Sì, buonasera. Allora, comincio subito, magari forse corrispondere alle domande che mi sono state fatte. No, perché sono domande centrali e anche perché il taglio della domanda l'ho trovato molto interessante. Lei, signora, a un certo punto ha parlato di decisioni, a proposito, citando il presidente Biden, di una decisione importante, quella di chiamare con quello che potrebbe anche essere il suo nome, genocidio, il massacro degli armeni perpetrato durante la Prima Guerra Mondiale. Il termine genocidio, come sappiamo, è un termine recente, risale al 1944, fu coniato appositamente per descrivere quelle che potevano sembrare, in tempi in cui non si sapeva ancora non si conoscevano ancora i reali contorni del fenomeno, poteva sembrare un tentativo che, nonostante si fosse in guerra e nonostante fosse una guerra particolarmente accanita, è una guerra ideologica, a differenza di quella che era stata la Prima Guerra Mondiale, era stata una guerra combattuta secondo i vecchi principi territorialistici, imperialistici, eccetera, però l'idea che un governo, e poi un governo europeo, e poi un governo di un paese europeo, una storia così profonda di cultura e di civiltà come la Germania, un governo qualunque europeo potesse arrivare all'idea di eliminare radicalmente dalla faccia della terra una etnia, o come allora si diceva, una parola che ormai è stata declassata, è quasi diventata quasi una parolaccia, è semplicemente una parola forse disadatta, inadatta a qualificare le funzioni umane, ma certe funzioni animali possono essere qualificate da essa, che è razza. Eliminare una razza dalla faccia della terra. Ci si chiese allora, sia nel 1944, se il progetto nazionalsocialista di organizzare in nuclei sempre più compatti e sempre più individuali gli ebrei europei, righettizzarli dopo secoli dal tempo in cui fra 700 e 800 i ghetti erano spariti dall'Europa, e già questa era una misura straordinaria, anche straordinaria per la concezione. Non si tratta soltanto della crudeltà o dei problemi anche pratici, logistici, e tutto questo comportava. Si tratta proprio del fatto che un governo europeo avesse l'ardire di cancellare così, con un colpo di spugna individuale, anzi soggettivo, un iter che era l'iter della liberazione dei popoli e della marcia verso l'uguaglianza, almeno concettuale, dei popoli. Poi si sapeva benissimo che dall'uguaglianza concettuale all'uguaglianza reale ce ne corre, e tornare per certi versi, perché di questo si trattava. Che poi fosse un ritorno, direi di no, perché anzi il genocidio nazista per certi versi non è stato
un ritorno al passato, è stata semmai una mossa decisamente avventuristica. Quello che nessun governo, nessuna chiesa, nessun movimento antigiudaico aveva mai potuto immaginare, e anche nella chiesa, quando si parlava della fine dell'ebraismo, che quando nella chiesa si parla della conversione di tutti i popoli al cristianesimo, automaticamente si parla di un etnocidio, per così dire, o di un etnocidio religioso. Si sottintende la fine delle altre confessioni religiose, è il dark side dell'Apocalisse, se volete. Però anche in quel caso non si pensava di passare attraverso l'eliminazione fisica, anche se di eliminazione fisica in passato ce n'era stata alquanta, insomma, mai però sistematica e mai però su larga scala, e nemmeno nel 1944, nonostante le notizie cominciavano a arrivare, si pensava a tanto, anche perché per lungo tempo, e bisogna cominciare a parlare anche di questo se vogliamo fare la storia di quello che è successo rispetto al genocidio ebraico a tutto tondo, a 360 gradi, bisogna cominciare a dire che quando il genocidio ha cominciato a serpeggiare sotto forma di provvedimenti giuridici, sotto forma di segregazioni, sotto forma di obbligo ad andarsene per gli ebrei tedeschi dal loro paese, le potenze europee si sono trovate davanti a un panorama nuovo. Ma il problema è che non hanno capito che era un panorama nuovo. Hanno pensato che in realtà fosse un panorama vecchio. E questo chiama noi, che vediamo la storia in una prospettiva evidentemente più alta e più da lontano, perché sono passati altri decenni, e questo ci obbliga a porci dei problemi morali che sono molto scomodi, perché si fa presto a condannare il nazionalsocialismo o il razzismo in generale. Si fa meno presto a vedere le radici profonde e concrete di questo fenomeno, quando, e la prendo larga, nell'Ottocento sono cominciati ad arrivare massicciamente russi, polacchi, ebrei russi ed ebrei polacchi dalla Russia, dove non potevano più sopportare la convergenza della pressione del governo zarista, della Chiesa ortodossa e dei forti gruppi anche di studiosi accademici intellettuali russi, quindi non c'erano soltanto i contadini fanatici che bruciavano i villaggi ebrei, i pagromi, come si dice in russo. Non c'erano soltanto i pagromi dei contadini, che molto spesso erano dei poliziotti travestiti. C'era molto di più. C'era un convergere di forze, alcune delle quali erano forze anche molto diplomaticamente e politicamente rispettabili. Lo zar faceva parte del consesso delle nazioni, per eliminare dal proprio corpo questo tumore che non si voleva più accettare. E per eliminarlo bisognava costruire un'ideologia nuova, perché l'antigiudaismo vecchio, sia da parte cattolica che da parte protestante, perché c'è anche da parte protestante, anzi, forse più pronunziata da parte protestante e non cattolica, sia da parte ortodossa, era un antigiudaismo. Non bastava. Quando noi diciamo antigiudaismo e diciamo antisemitismo, non diciamo affatto la stessa cosa. L'antigiudaismo si appunta sulla fede religiosa ebraica e quindi sul complesso, se vogliamo, antropologico della cultura e della civiltà ebraica, e naturalmente vorrebbe in qualche modo scardinarla. Ma il metodo fondamentale di questo scardinamento, secondo gli antigiudaisti, e ci sono antigiudaisti illustri, faccio qualche nome, Sant'Ambrogio per esempio, non faccio come voi magari vi sareste aspettati il nome di Lutero e il nome di Voltaire, non per rispetto a Lutero o a Voltaire, ma per una ragione che vi dirò subito. Gli antigiudaisti cristiani
non ce l'hanno con i singoli ebrei, non ci pensano nemmeno. Quando i singoli ebrei avranno fatto lo stesso iter che ha fatto Saul di Tarso, famoso tessitore di tende e rabbi, il quale a un certo punto ha riconosciuto che il Messia era arrivato e che era Gesù, il Cristo, il Messia appunto, e che Gesù era qualcosa di più del re di Israele che avrebbe liberato Israele, perché aveva operato una liberazione spirituale. Gesù era il figlio prediletto di Dio. Gesù era il capofila di coloro che erano morti e risorti. E quindi a questo punto c'è un taglio fortissimo rispetto all'ebraismo. Ma quando un ebreo diventa cristiano, le sue origini ebraiche vengono immediatamente cancellate, anzi al contrario, diventa il figlio prediletto. E da Paolo di Tarso in poi i convertiti all'ebraismo sono stati fra i persecutori dell'ebraismo più convinti, più radicali. Molti sono diventati anche maestri dei tribunali inquisitoriali e autori di trattati antigiudaici. Ma il trattato antigiudaico non è un trattato contro gli ebrei in genere in quanto sono nati ebrei, ma un trattato contro gli ebrei in quanto sono ebrei, cioè appartengono a un popolo e a una fede religiosa che dopo aver aspettato per secoli un segnale divino, l'unto del Signore, il Messia, e quando è arrivato non l'hanno riconosciuto. L'antisemitismo, come sappiamo, è un'altra cosa e non si radica su problemi antropologico-teologici, ma si radica su problemi fisiologico-genealogici. Siamo in un campo del tutto diverso, allora stiamo tranquilli? No, mica tanto, perché a un certo punto noi vediamo che dietro all'elemento religioso e spirituale spunta un elemento fisiologico e genealogico. Già durante il Medioevo qualcuno l'aveva detto, in fondo c'è un essere ebraico che è qualche cosa di profondo, che è qualche cosa di radicato quasi nella fisicità. Non a caso gli ebrei vengono tipizzati, anche se c'è un'etnia che si tipizza male, a parte quella dei Rom e degli zingari, è proprio quella degli ebrei, perché gli ebrei hanno avuto continue immissioni di proseliti. Non si è ebrei se non si ha la madre ebrea. Però nello stesso tempo, se ci si converte all'ebraismo, si può sposare una donna ebrea e i figli saranno ebrei. Shlomo Sand, che ha cominciato con lo studiare l'ebraismo dal punto di vista sociologico e storico, è entrato poi in fatale conflitto con gruppi religiosi e intellettuali, soprattutto in Israele, ma non solo in Israele, che l'hanno alla fine accusato di anti-ebraismo, perché Shlomo Sand ha fatto una cosa di quelle che noi facciamo, noi non ebrei, ma anche molti ebrei, lo so perché li conosco, e perché anche ne hanno scritto, che anche noi ebrei e non ebrei facciamo. Abbiamo costantemente negato il dogma israeliano, che l'ebraismo che gli ebrei siano appartenenti a una razza. Ma questo dogma israeliano in realtà era già più vecchio. Si può risalire a De Gobineau, bella cosa, nascondersi dietro lo scudo di Gobineau. Ah, finalmente si è trovato l'UR razzista. Hitler non ci basta, vogliamo andare a Wagner, ma Wagner era un antisemita debole e in realtà aveva paura della moglie di Frau Cosima von Bülow, la figlia di Liszt, niente di meno. Lei era la vera razzista, non a caso in combutta con quei razzisti inglesi, giusto Stephen Chamberlain, eccetera, eccetera, che stavano facendo ricerche biologiche sull'aspetto fisico, famoso naso e via discorrendo,
e non c'era ancora il DNA, ma insomma anche sugli aspetti più propriamente fisiologici dell'ebraismo. E allora l'antisemitismo tedesco si era abbeverato a quelle fonti altamente culturali, ma i tedeschi erano sempre stati ai margini del mainstream razziale in Europa, come c'erano rimasti gli inglesi. Perché? Perché il centro dell'ebraismo era la Russia, il luogo dove dai principi ai patriarchi, ai generali dell'esercito, ai professori universitari, fino all'ultimo contadino, si aveva un'idea della, riguardatevi o risentitevi, perché fra l'altro è una bella opera, La fiera di Sorocinski di Mussorgsky, che è un grande lavoro antiebraico, che mette insieme tutte le leggende, le leggende russe sulle case maledette perché ci hanno abitato gli ebrei e via discorrendo. Da questo clima sono fuggiti gli ebrei nell'Ottocento, ma fuggendo hanno radicato l'antisemitismo laddove non c'era, perché sapete cosa succede con un piccolo disturbo fisiologico? Ci viene un piccolo disturbo fisiologico e noi ce lo teniamo. Quando il disturbo comincia a crescere, allora alla fine, prima o poi, vinciamo la pigrizia, vinciamo l'avarizia, vinciamo la paura e andiamo dal medico. Finché i gruppi di ebrei erano pochi, fra l'altro molti di loro erano anche persone ricche, che arrivavano, erano buoni affaristi, arricchivano la società nella quale si inserivano, erano buoni artigiani, eccetera, un po' come è successo per i coloni sionisti nel mondo arabo nell'Ottocento, quando arrivavano anche loro dalla Russia e il sultano, così si entra nel vivo della serata, che era per definizione il nemico geopolitico dello zar, era contentissimo di accogliere questi profughi ebrei. Fra l'altro nel mondo turco c'è sempre stato un feeling col mondo ebraico, anche perché il mondo ebraico faceva da contraltare al mondo armeno, come sul piano economico, sul piano commerciale, sul piano bancario. E allora il sultano li ha trapiantati in Giudea e in Galilea, i primi nuclei sionisti, e gli arabi del luogo erano contentissimi che arrivassero queste persone, che erano colte, che portavano civiltà, portavano cultura, impiantavano i primi ospedali, impiantavano le prime scuole. Poi è successo quello che è successo, ma man mano che i sionisti arrivavano in misura sempre maggiore. E questo è successo anche altrove. È successo per esempio in Francia. La madre patria dell'antisemitismo europeo occidentale non è la Germania, mi dispiace, è la Francia. È la Francia dove si sviluppa il pensiero, per esempio, di Gobineau, che è già un pensiero che comincia ad abbandonare le sponde dell'antigiudaismo intellettuale e arrivare al vero e proprio razzismo, perché è un pensiero già educato alle scaturigini dell'etnologia. Si pone il problema delle tribù che erano portatrici dell'ebraismo, alcune tribù mongole, alcune tra gli Unni per esempio, ancora prima. Ma tutto questo era stato, quindi, la Francia, Gobineau, Maurras, che è stato uno dei grandi maestri dell'anti-ebraismo, che era anche già antisemitismo, ed è stata la cerniera attraverso la quale l'antisemitismo, prima dell'arrivo stesso del nazionalsocialismo, è entrato indirettamente nei movimenti fascisti, che originariamente non hanno problemi anti-ebraici. Però quando arrivano i movimenti francesi da una parte e rumeni dall'altra, questo anti-ebraismo si sviluppa e alla fine, come sapete, toccherà anche l'Italia, anche se l'Italia lo prenderà soprattutto per via dell'accordo con la Germania. Ma ci fermiamo a Gobineau? Ci fermiamo a Maurras? Cioè ci fermiamo all'Ottocento? No, signori, perché se voi leggete il dizionario filosofico di Voltaire, ci trovate violentissimi spunti che non sono più antigiudaici, perché sono
anche propriamente antisemiti. L'ebreo ha caratteri sessuali violenti e sviluppati più degli altri, più dei non ebrei, appetiti sessuali. L'ebreo è avaro. L'ebreo è incapace di convivere con la cultura occidentale d'origine cristiana. Queste cose non le ha dette Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio è responsabile di aver detto direttamente all'imperatore Teodosio, siamo alla fine del IV secolo, incendio della sinagoga di Dura Aeropos, sinagoga ebraica evidentemente, che provoca anche dei morti, questo incendio. Interviene l'imperatore Teodosio, ufficialmente cristiano, già ufficialmente cristiano, quello che ha cristianizzato l'impero, che ha reso fuori legge i culti pagani, e prescrive che la diocesi di Dura Europos si faccia carico del risarcimento danni alla comunità ebraica, perché anche gli ebrei sono cittadini dell'impero. Ed è un imperatore cristiano quello che stabilisce questo. E il grande vescovo dell'Occidente, quello che è il capo morale della Chiesa d'Occidente in quel tempo, Ambrogio vescovo di Milano, risponde all'imperatore e gli dice: ma andrò io a Dura Europos a incendiare una seconda volta la sinagoga. Questo perché gli ebrei sono il popolo traditore di Gesù, sono il popolo dei Scida. Siamo ancora nell'ambito dell'anti-ebraismo, però c'è qualcosa di più. In Voltaire si è già inserito un elemento fisiologico. Allora andiamo ancora più indietro. Quando è nato questa cosa? E noi ci imbattiamo nel dottor Lutero, il quale il dottor Lutero assicura che gli ebrei hanno un odore particolare che li rende diversi dagli altri uomini, che obbliga a pensare che forse non sono nemmeno totalmente umani. Uno legge Lutero e dice: per dirci, ma questo l'ha scritto Himmler, e invece no, l'ha scritto il dottor Lutero. Il fetor judaicus, l'odore dell'ebreo. Nello stesso tempo, qualche anno prima, certe cose si erano già sviluppate in Spagna, quando si comincia a parlare di limpiezza de sangre, quando si comincia a dire sì, i Mori li abbiamo cacciati dalla Spagna, o li stiamo cacciando, li stiamo mandando tutti progressivamente nel Maghreb, e naturalmente ci dividiamo le loro terre. E i Mori erano ottimi agricoltori, però l'agricoltura non rende, soprattutto in un'area come la Spagna, poi è un'area dove l'agricoltura è dura e rende poco, e allora se riduciamo il territorio agricolo a pastura, la pastorizia rende moltissimo. Il latte, il burro, la carne, il cuoio. Questo ha desolato la Spagna. E la Spagna si è desolata, ed è una desolazione a cui poi si è aggiunta anche la crisi dei prezzi, la svalutazione del Cinquecento, che ha ridotto la Spagna a un grande impero, il cui centro è un impero di pezzenti pieni d'oro e d'argento, perché l'oro e l'argento arrivava a bastimenti interi del Nuovo Mondo, però arrivava naturalmente svalutato, col risultato che faceva schizzare alle stelle i prezzi perfino delle derrate alimentari. Chi si è arricchito dalla rivoluzione dei prezzi? L'aristocrazia polacca, che non è stata toccata dal flusso d'oro che veniva dal nuovo mondo, ma in cambio avevano gli animali, avevano il grano e li vendevano a carissimo prezzo agli altri europei. Ora, in questo clima nasce l'idea spagnola della limpiezza de sangre, e nasce un'idea che è rivoluzionaria rispetto a tutto l'antigiudaismo medievale. È inutile che voi parliate del fatto che se un ebreo si converte ridiventa un fratello in Cristo. No, perché in realtà la sua tradizione ebraica, che lui tende a mantenere quando nessuno lo vede, inquina il nostro cristianesimo.
E allora non basta essere cristianos, bisogna essere cristianos viejos, perché i cristianos viejos hanno una limpiezza de sangue. È chiaro che si parla di un sangue mistico, di un sangue che è ideale, che non è il sangue fisiologico, però il termine pulizia del sangue comincia a entrare nella Spagna della fine del 400 e immaginatevi con che gioia chi leggeva in Martin Lutero che gli ebrei puzzano, ed è evidente che gli ebrei puzzano. La traspirazione di gente che non usa il grasso animale, soprattutto il grasso suino nell'alimentazione, ma usa l'olio d'oliva, è molto diversa da chi invece usa il grasso animale. Per cui un ebreo in un ambiente tedesco puzza, cioè emana traspirazioni che sono diverse fisiologicamente. E tutto questo avviene esattamente nello stesso tempo in cui si crea la caccia alle streghe. Nasce fra 4 e 600 e le streghe o gli stregoni sono accorpati agli ebrei nell'essere dei diversi, dei nemici, dei sostenitori di Satana, e spesso sono le stesse persone. Sono streghe, stregoni e per giunta ebrei. Queste sono le radici profonde del nazismo. Con tutto questo, il nazismo opera un mutamento di prospettive straordinarie. Dice sì, smettiamola di mettere al margine questa gente, liberiamocene semplicemente, volendo anche perfino senza odio, con noncuranza, come se fossero parassiti, magari con l'eutanasia finché si può. Eliminiamoli. Tutto questo non è chiaro a chi conia nel 1944 il termine genocidio, ma alla luce di quello che abbiamo saputo dopo, viene fuori l'assurdità del progetto, assurdità ovvia, perché l'ebraismo non era diffuso soltanto nei paesi occupati dal Reich, era diffuso anche fuori, anzi, i centri maggiori dell'ebraismo ormai si erano spostati. Il centro più importante dell'ebraismo, anche dal punto di vista economico, sociale, finanziario, erano diventati gli Stati Uniti d'America, dove si era sviluppato un antisemitismo non da poco. E infatti, tra l'altro, Hitler guardava con grande simpatia agli Stati Uniti d'America, come all'Inghilterra. È ovvio, insomma, l'alleanza nordica, per così dire, ma anche perché sapeva che in quelle zone l'antisemitismo sarebbe attecchito facilmente. E d'altra parte i nazisti non possono sperare di sradicare del tutto la razza ebraica dal mondo. Avrebbero potuto ammazzare tutti gli ebrei che erano sotto la loro giurisdizione, che lo sono stati da quando è cominciata il genocidio sistematico, però sempre a livello di aree sperimentali ben precise. Gli accordi del Wannsee, praticamente, che erano accordi che, se uno li legge, sono semplicemente accordi di soluzione definitiva di un gruppo sociale e etnico che va segregato. Endliche Erlösung non vuol dire soluzione finale, siamo noi che traduciamo soluzione finale. Endliche Erlösung vuol dire soluzione definitiva del problema ebraico, ed è così che colui che ha steso anche materialmente, per certi versi di suo pugno, il protocollo del Wannsee, che era Reinhard Heydrich, che non era ancora Reich Protector di Boemia e Moravia, ma era ancora il dirigente massimo del Sicherdienst, del servizio di sicurezza, organizza la grande concentrazione degli ebrei con prospettive di autogoverno e nello stesso tempo con prospettive di progressiva restrizioni alimentari, restrizioni sanitarie, eccetera, eccetera, rendere difficile lo sviluppo di comunità ebraiche. Ma questo non è scritto. Questo
si capisce perfettamente alla luce degli atti del governo tedesco e alla luce poi di quello che è successo successivamente. Se uno leggesse gli atti del Wannsee e ne volesse fare un puro lavoro di storia delle dottrine politiche, per esempio, si troverebbe davanti a un documento segregazionista, punto e basta. Evidentemente non è stato letto così. Quindi noi abbiamo un tentativo che è un tentativo fallito di soluzione radicale, che non avrebbe comunque storicamente potuto essere tale. Ha dei precedenti? Il presidente Biden, che in quel momento non vuol fare un piacere al presidente Erdogan, parla di genocidio, e queste sono cose che fanno saltare per aria tutta la dirigenza turca, non dai tempi di Erdogan, ma da molto prima, già con Mustafa Kemal. In più, questo genocidio armeno è avversato ancora oggi, per esempio, non solo dalla Turchia, ma anche dallo Stato di Israele. Lo Stato di Israele non riconosce il tema riconosce naturalmente il fatto delle uccisioni, delle stragi, eccetera, ma non riconosce che ci fosse nella intenzione del governo dei giovani turchi, quindi si parla dell'intenzione del governo di questo triumvirato che faceva capo a Enver Bey o Enver Pascià, chiamatelo come volete, gli si riconosce una volontà segregazionistica, ma non una volontà genocida. D'altra parte il presidente Biden, quando parla di genocidio, fa involontariamente una scivolata. Come si potrebbe definire un movimento che comincia piuttosto presto, a metà dell'Ottocento, e che progredisce in seguito, che è fatto di estradizione di una popolazione dalla sua terra originaria, costrizione di questa popolazione ad abitare in altre terre che sono magari meno ospitali, restrizione progressiva di queste aree fino a farle arrivare a delle riserve. Nello stesso tempo, eliminazione progressiva di tutti quei provvedimenti tesi a sostenere la popolazione che si vuole segregare, dal punto di vista alimentare, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista dell'autonomia politica, dal punto di vista dell'autonomia dell'autodifesa militare. Esattamente quello che ha fatto, e in parte ha detto che l'avrebbe fatto, infatti l'ha taciuto, Heydrich nei protocolli del Wannsee. Ma Heydrich nei protocolli del Wannsee riassume in un lavoro di pochi giorni un lavoro che è durato molti decenni da parte del governo statunitense nei confronti delle etnie di quelle che pudicamente noi chiamiamo i Native Americans. È vero che i Native American non sono stati totalmente sterminati e quindi non si può parlare di genocidio, ma a questo livello è difficile parlare di genocidio anche per gli ebrei e anche per gli armeni. I revisionisti in materia fanno osservare che sia di ebrei e sia di armeni ne sono rimasti dappertutto e ne sono rimasti in tanti. E quindi se si deve parlare di intenzioni, non si vede come non ci fossero intenzioni genocide anche nel governo statunitense nei confronti dei Native Americans, ma lo stesso discorso si sta facendo oggi da parte di buona parte dell'intelligenza e della politica dei Native Australians. Ci sono anche loro, dei nativi dell'Australia, i quali sostengono che il governo inglese faceva esattamente la stessa cosa. E allora ci troviamo davanti a un mondo in cui, se noi utilizziamo la storia mettendosi dalla parte dei vincitori, volevo dire, è tutto abbastanza semplice. Se noi utilizziamo la storia cercando di vederla globalmente, ci accorgiamo che ci sono delle cose che non funzionano.
ci sono genocidi che sono stati studiati e ricordati e celebrati naturalmente negativamente, eccetera, e genocidi che sono stati nascosti, genocidi che sono stati minimizzati, genocidi che sono stati addirittura negati. C'è un negazionismo del genocidio ebraico, come sapete, e i negazionisti sono quotidianamente additati al pubblico ludibrio e spesso se lo meritano, perché non sono personaggi dal punto di vista scientifico granché affidabili, ma c'è un negazionismo molto più forte in Turchia nei confronti degli armeni, ovviamente, in Israele nei confronti degli armeni, negli Stati Uniti nei confronti dei Native Americans, in Australia nei confronti dei Native Australians. Perché evidentemente se è facile addossare a una parte perdente storicamente delle responsabilità, perché si sa che quella parte non è in grado di reagire, diventa difficile fare la stessa operazione invece nei confronti di soggetti che sono in grado di reagire. Il presidente Biden non accetterebbe mai che in un qualunque paese si dichiarasse unilateralmente che il trattamento imposto dal governo degli Stati Uniti d'America nei confronti dei Native Americans sia qualificabile come genocidio. E io non dico che lo si possa o lo si debba fare, dico che il problema potrebbe essere posto. E perché potrebbe essere posto? La domanda è banale, richiede una risposta altrettanto banale. Lo si potrebbe porre soltanto per motivi politici. Il giorno che si decidesse che per qualche ragione il governo degli Stati Uniti deve essere messo sotto un'accusa, e un'accusa particolarmente infamante, si potrebbe tranquillamente, con grande abbondanza di dati e non so con quanta giustizia, questo è un altro discorso, si potrebbe accusare il governo degli Stati Uniti di genocidio nei confronti dei Native Americans. Nel momento in cui Biden fa questa operazione nei confronti del genocidio armeno, si mette in questa posizione. La differenza è evidente. Chi può sostenere le ragioni di Erdogan? Ecco, qua si entra in un altro sottocapitolo di questo psicodramma. Senza dubbio, riproporre con forza il genocidio armeno poi può essere benissimo un atto di giustizia obiettiva. Allora ci si domanda, e questa è una domanda che noi bisogna fare a noi stessi: trattiamo tutti i possibili genocidi della storia nella stessa maniera o stiamo privilegiando quello armeno? E se privilegiamo quello armeno, perché non trattiamo gli altri? A livello però di politica interna il discorso cambia. Che effetti ha la dichiarazione di Biden, naturalmente immediatamente accettata da tutti i paesi dell'Europa atlantica, del patto della NATO, per motivi diplomatici e politici che non vi starò a spiegare perché non se ne parla mai, ma sono evidenti, per cui se gli Stati Uniti prendono una strada, i paesi aderenti alla NATO prendono la stessa strada. Lo fanno liberamente, in piena coscienza? Non vi voglio rispondere. Mi limito a non vi voglio, non vi posso, non vi voglio rispondere. Mi limito a porvi la domanda e non vi risponderò. Mi limito a porvi la domanda. Questo unanimismo è un animismo spontaneo, condiviso dalle basi dei singoli paesi? Sta di fatto che se gli Stati Uniti prendono una decisione, e la decisione può essere un embargo, la decisione può essere un nucleo di sanzioni, penso a quelle nei confronti della Russia, penso a quelle nei confronti dell'Iran, penso a quelle nei confronti della Cina. Il governo degli Stati Uniti prende questa posizione, lo prende immediatamente i governi dei paesi europei aderenti alla NATO. Nell'opinione pubblica, nella base dell'opinione pubblica, questa posizione è condivisa, è conosciuta, è coscientemente accettata, ha un consenso, o cade nell'indifferenza, o cade nella disinformazione. Questi sono problemi che bisogna porsi, perché sono problemi che ci riguardano, sono problemi che ci fanno chiedere fino a che punto siamo liberi, perché la libertà è
La libertà è un fatto relativo, la libertà non è un fatto assoluto. L'assolutezza riguarda, l'assolutezza è una categoria che riguarda la teologia. Io mi occupo di storia, per me le cose non sono assolute, sono sempre tutte relative. E questo non è relativismo, attenzione, questa è relatività, è una cosa molto diversa. Quindi noi accusiamo certi paesi e questi paesi naturalmente reagiscono. E allora spostiamo un attimo la camera, la nostra piccola telecamera, e appuntiamola su quello che succede all'interno della Turchia. La Turchia in questo momento sta facendo, governo turco, la Turchia fa altre cose, il governo turco sta facendo una politica estera ardita e pericolosa, ed è una politica estera caratterizzata da una apparente indecisione. Non si tratta di indecisione, indecisione è sintomo di debolezza, si tratta di ambiguità. Ambiguità non è indice di debolezza, ambiguità è indice semmai di una tattica particolare che chi assiste a una presa di posizione ambigua non sa mai dove voglia andare a colpire chi l'assume. In altri termini, in questo momento la Turchia è uno dei pilastri della NATO, dei pilastri dell'Alleanza Atlantica. L'Alleanza Atlantica è, come sapete, stranamente, anzi grottescamente, a tutto si volge meno che all'Atlantico. L'Alleanza Atlantica in questo momento ha un focus, e non lo ha da ieri, ma lo ha da molti decenni, che è il focus dello scacchiere sud-orientale del Mediterraneo e quindi del vicino Oriente. Già questo potrebbe portare a certe domande. Insomma, si tratta di un'alleanza fatta a tutela dello scacchiere nord atlantico. E com'è che nello scacchiere nord atlantico non si nota nulla di questa alleanza, che invece è tutta concentrata nel triangolo fra Turchia, Sicilia, coste vicino orientali e coste nordafricane? C'è qualcosa che non torna, ma questo qualcosa lo conosciamo, ne sappiamo di retroscena politici, credo sia inutile parlarne, però c'è una cosa interessante a vedere a questo livello. La Turchia fa una politica, resta nell'Alleanza Atlantica, però manifesta ormai disinteresse per l'Unione Europea. Ha capito che l'Unione Europea non sboccherà mai in una realtà unitaria politica, o se lo farà tra chissà quanti anni e chissà in quale maniera. L'Unione Europea non dà nessuna garanzia a chi vi entri. È un po' come la storia dell'area dell'euro, se volete. L'Unione Europea si rivela soltanto vincolante, mentre il governo turco in questo momento vuole essere libero. E allora non ha ancora deciso, ma non ha deciso in che senso, dove vuole andare il governo turco, a che cosa mira il governo turco. E qui si entra in uno dei centri del discorso che dovremmo fare stasera, se ci fosse tempo, perché temo che non ci sarà purtroppo. Dove vuole andare il governo turco, se esce o si libera in parte o si svincola da quella che potremmo definire l'alleanza occidentale? Attenzione, non si svincola dall'alleanza occidentale, non lo farà mai. Si svincola dall'alleanza europea, è ben diverso, perché i suoi rapporti con il pool occidentale lui li tiene scavalcando la base europea e puntando direttamente agli Stati Uniti d'America. Erdogan fa una politica anti-europea? Verissimo, non è una politica anti-statunitense. E quindi è una politica che definirla occidentale è molto ardito. Se diciamo una politica occidentale di una potenza che vuol rimanere filoamericana, beh, insomma, impiantiamo un discorso su una base che francamente è zoppica. E perché Erdogan vuol fare una politica che non è più filo-europea, ma continua a rimanere filo-occidentale? Perché ci sono degli aspetti della politica degli Stati Uniti che interessano moltissimo Erdogan. Per esempio il rapporto con il vicino Oriente. Lì c'è un problema che è costituito da Israele.
E questo problema, visto dalla Turchia, è molto diverso da come se lo immaginano gli occidentali. Io non ho mai capito come mai lo attribuisco alla loro ignoranza della storia. Può darsi che ci siano altri elementi, anzi certo ci sono, ma istintivamente quando si pensa al Vicino Oriente si pensa immediatamente ancora oggi, nonostante il problema mi pare sia ormai desueto, si pensa ancora alla questione palestinese. Certo che Erdogan tutte le volte che parla ai palestinesi fa grandi elogi e profferte di amicizia ai palestinesi, sia a quelli transgiordani sia a quelli della striscia di Gaza, e non perde occasione per prendere le distanze da Israele o addirittura per prendere posizioni anti-israeliane rispetto al problema palestinese. Nello stesso tempo Erdogan è capo di un paese, la Turchia, che è forse l'unico paese al mondo che ha tradizioni continuativamente amichevoli con il mondo ebraico. È un paese governato da una classe dirigente che esce ancora oggi, anche se Erdogan sta cambiando le carte in tavola anche in questo, esce dalla rivoluzione dei giovani turchi. La rivoluzione dei giovani turchi è compiuta da un gruppo di ufficiali che avevano studiato soprattutto nelle accademie tedesche, che erano collegati fra loro, che non erano particolarmente religiosi, come in tutto il mondo musulmano non denunziavano la loro irreligiosità. Non si può dire di essere atei nel mondo musulmano. Non ci sono, quasi oserei dire, non ci sono gli strumenti linguistici per poterlo dire in arabo, in turco o in iraniano con la stessa chiarezza con cui si potrebbe dire in italiano, in francese, in tedesco e in spagnolo. Le parole ci sono, le forme lessicali ci sono, ma non c'è il background culturale che lo permette. E allora l'essere laici in un paese come la Turchia, noi sappiamo cosa vuol dire. I giovani turchi. Enver Pasha, poi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal arriva a livelli tali per cui chi porta il keffieh, chi porta cioè la copertura, se è una donna, la copertura dei capelli pubblicamente in Parlamento è passibile di arresti. Se si nomina il nome di Dio in Parlamento si è passibile di arresto. Una soluzione che fu presa soltanto dal governo Calles durante la rivoluzione messicana del 1917. I soviet non hanno mai pensato a proibire che si parli di Dio nelle assemblee politiche. Ci hanno pensato i rivoluzionari messicani del 17 e i giovani turchi, quando hanno fondato la Repubblica fra 20 e 24. Poi adesso questa regola non è più valida, perché Erdogan sta facendo una rivoluzione, o se volete chiamarla con un termine un po' più drammatico, una controrivoluzione nel suo interno in Turchia. E questo complica ancora le cose. Dove va Erdogan? Erdogan è figlio della rivoluzione kemalista, è figlio della rivoluzione dei giovani turchi che appartenevano a una loggia massonica fondata da un neo-musulmano d'origine ebraica, Subotai Zevi. E questo è fra l'altro uno dei legami che fa capire come, al di là del vecchio feeling fra le autorità sultaniali e i finanzieri ebrei che facevano da collettori delle imposte per il sultano e da prestatori di denaro per il sultano, al di là di questo c'era il feeling ulteriore che veniva dalle origini esoteriche dei giovani turchi che aderivano a un Islam ebraicizzato, che è quello di Subotai Zevi. Tutte queste cose, che sono cose studiatissime però, sono cose che stanno sul tavolo di Erdogan. Non ci dimentichiamo che Erdogan ha un passato di rivoluzionario in un senso che a noi occidentali non piacerebbe. Quindi noi occidentali stentiamo
a parlare di lui come di uno che è uno che va controcorrente, ma ci è andato e come? È andato in prigione per questo. La moglie è andata in prigione per questo, perché apparteneva a un partito moderatamente religioso in tempi che erano ancora tempi del kemalismo puro, in cui si rischiava di andare in galera se si avevano atteggiamenti religiosi un po' troppo pronunziati. Erdogan sta facendo una rivoluzione anche di questo tipo, che è addirittura una rivoluzione demografica. Erdogan sta ampliando l'area metropolitana di Istanbul perché vuole fare in modo che il nucleo della vecchia città europea, filo occidentale, eccetera, venga abbastanza atea, o perlomeno agnostica, quella che è rappresentata bene da una parte dell'intelligenza universitaria e dell'esercito, venga incapsulata dai suoi seguaci dell'HP, da quelli del suo partito, che sono forti soprattutto nelle aree rurali anatoliche. Ecco la fascia delle borgate di periferia che in questo momento sta stringendo d'assedio Istanbul. Prendete una cartina aggiornata e ve ne rendete, della città di Istanbul, e ve ne rendete conto. Questo vuol dire che alle elezioni circoscrizionali, ai progressisti kemalisti, resterà il vecchio centro, ma tutta la periferia, con tutti i gangli stradali, i servizi, l'accesso ai ponti sul Bosforo, l'accesso alle linee ferroviarie, verrà amministrata da sindaci o da dirigenti locali che sono moderatamente, uso l'espressione inadatta che usiamo noi occidentali, moderatamente fondamentalisti, esattamente come il partito di Erdogan, che non è un partito, che dire, filo jihadista, non è un partito fondamentalista estremista, ma è un partito moderatamente diciamo filo tradizionalista. E questo a che cosa porta? Quando si parla del nuovo sultano non si vuole alludere, noi occidentali lo chiamiamo così, perché noi occidentali abbiamo un linguaggio per queste cose limitato. Quando noi parliamo di Erdogan come il nuovo sultano, noi pensiamo a un uomo che tende al potere assoluto, perché il sultano è un sovrano assoluto. Ad orecchie musulmane il problema della restaurazione del sultanato, che non avverrà mai formalmente. Poi si può discutere sul fatto che prima o poi Erdogan potrebbe anche decidere di riportare la capitale a Istanbul. Io non lo credo. Non lo credo, e non lo crede nessuno in Turchia, perché questo darebbe tanti e tali di quei problemi culturali, logistici, economici, eccetera. Sarebbe un terremoto perfettamente inutile. Erdogan ha... mi sentite? Sì? Ah, bene, Sì, bene. sì, ti sentiamo, va tutto bene. Sì, Stavo va bene. mettendo due cartine, Sì, una sulla d'accordo. No, Russia e avevo una avuto sulla... la differenza. Sì, avevo visto che il fondo stava cambiando. Erdogan, il nuovo sultanato a Istanbul, non lo starà mai, anche perché nel frattempo ha fatto una cosa che era impensabile 80 anni fa. Ha reislamizzato la nuova capitale, ha reislamizzato Ankara. Ankara era un paesone diventato una città dove le moschee erano pochissime, erano contingentate quartiere per quartiere. Ormai è un fiorire di nuove moschee, ricchissime fra l'altro. Non si accettano più troppi fondi dall'Arabia Saudita, ma si accettano ancora i fondi, quelli di Waqf, quelli di mano morta, quelli di soccorso umanitario religioso, quelli si accettano ancora dall'Arabia Saudita, ed è anche una mano aperta nei confronti dell'Arabia Saudita. Cosa vuol dire? Vuol dire evidentemente di nuovo un collegamento con gli Stati Uniti.
Erdogan salta a piedi pari l'Europa che non gli interessa, si collega direttamente con gli Stati Uniti e quindi il signor Biden fa un'altra delle sue classiche operazioni da elefante in un negozio di cristalleria, perché sta rischiando di regalare Erdogan a un'opposizione, a una linea oppositoria mondiale, a un fronte opposto che si sta configurando. Se ci può essere un fronte virtuale, un fronte possibile di carattere cino, russo, iraniano, siriano, Erdogan gli sta cercando di regalare la Turchia in questo momento e gliela regala perché anche Erdogan, scusate, Biden sta cercando di regalare la Turchia a questo fronte e gliela regala Biden perché a sua volta ha un fronte interno. Come Erdogan non vuole rifiutare la mano tesa dal re dell'Arabia Saudita, che è una mano piena di petrodollari, fra l'altro, e quindi la prende, magari per fare delle moschee o per fare altre cose, ma nello stesso tempo questo lo rafforza dal punto di vista diplomatico, perché l'Arabia Saudita è il primo alleato degli Stati Uniti nel vicino Oriente e attraverso l'Arabia Saudita si ottiene un consenso diplomaticamente quasi attivo nei confronti dell'Egitto, che è un po' una plaque tournante, si capisce bene dove vada il generale al-Sisi. Però al-Sisi in una certa direzione locale ci va, come grande forza internazionale magari no, ma come forza locale al-Sisi ha già fatto una sua scelta. La sua scelta è la scelta di quello che sta guardando al Mar Rosso. Non dimentichiamo che è stato raddoppiato il traffico nel canale di Suez nel frattempo. Certo al-Sisi non è Nasser, non farà mai l'errore in Nasser, sa benissimo che se lo facesse sarebbe la sua fine. Però nello stesso tempo si vuole accordare con le potenze internazionali, con le multinazionali, eccetera, per ampliare lo sviluppo dell'influenza legittima dell'Egitto sul canale di Suez. Ma il canale di Suez, come sapete, sbocca nel Mar Rosso. Il Mar Rosso è un buffo canale di acqua che a un certo punto ha un certo restringimento dalla parte dello stretto di Aden verso sud, guarda caso proprio nell'area in cui c'è lo Yemen e c'è uno Yemen ribelle che è uno Yemen che si ribella a un sistema di governo autoritario sunnita vagamente filo saudita, ma si ribella nel nome della sua identità sciita. Gli yemeniti sciiti da mesi vengono continuamente bombardati, posti sotto un regime di embargo e assediati letteralmente dagli aerei e dalle forze armate egiziane e saudite. E questo rafforza naturalmente indirettamente la posizione degli Stati Uniti d'America, perché se l'Arabia Saudita è un alleato sicuro anche per motivi economici e finanziari che conosciamo, l'Egitto non è un alleato altrettanto sicuro. E allora l'accordo saudita-egiziano in funzione anti-yemenita sciita serve, e all'Arabia Saudita questo serve al grande obiettivo globale del governo dell'Arabia Saudita: organizzare sempre più sistematicamente la guerra civile, la fitna, come si dice in arabo, contro gli sciiti, il che vuol dire fondamentalmente contro gli iraniani, ma non solo contro gli iraniani, perché ci sono sciiti anche in Libano, ci sono sciiti anche in Siria, ci sono sciiti nello Yemen, e sono quegli sciiti yemeniti che vengono bombardati da mesi, che da mesi vengono sottoposti all'embargo degli stessi medicinali
degli stessi generi alimentari, senza nessun riguardo né per donne, né per uomini, né per bambini, però non se ne parla mai nel mondo europeo. Voi avete visto una settimana fa, che è girato un po' in tutti i canali televisivi più grossi, un bel servizio di una bella mezz'ora sullo Yemen sciita, dedicato a che cosa? Dedicato al fatto che nello Yemen sciita si addestrano minorenni a combattere con le armi contro naturalmente la Carta dei diritti dell'uomo, contro tutte quelle cose che poi fanno parte anche del Trattato di Istanbul, eccetera, eccetera. Ma ci stiamo risvegliando adesso? Da mesi la compagine sciita yemenita è sottoposta a una pressione disumana e nessuno di noi nemmeno si è mai posto il problema, ha mai fatto segno di rendersene conto. Adesso però ci risvegliamo perché gli yemeniti sciiti mandano i bambini a combattere, quando i bambini venivano semplicemente denutriti, non curati e ammazzati sotto i bombardamenti congiunti arabi ed egiziani, allora andava tutto bene. Evidentemente questo perché lo Yemen è una pedina del gioco iraniano e quindi in prospettiva del gioco russo vicino orientale. C'entra Erdogan in tutto questo? Erdogan sta alla finestra, sta guardando, sta aspettando gli eventi. Per il momento è solidamente legato al mondo statunitense, però nello stesso tempo non rinunzia ad accordi diretti con la Russia e indiretti anche attraverso la Siria, qualche passaggio nei confronti dell'Iran. Fra l'altro c'è un interesse comune fra Erdogan e il governo iraniano e anche il governo siriano, che è quello di negare costantemente, pervicacemente, in una maniera che non esito a definire infame, l'autonomia curda. Il Kurdistan è uno dei pochi paesi che nel 18 corrispondeva alla lettera ai desideri del presidente Wilson. I curdi erano un'etnia ben definita, avevano una religione sunnita ben definita, avevano una lingua ben definita. I curdi non sono arabi, i curdi sono dei nord iraniani, però non sono sciiti come gli iraniani, sono sunniti. I curdi abitano in una zona che è la zona, guarda caso, della sorgente dei grandi fiumi, del Tigri, dell'Eufrate e dell'Oronte. Quindi il grande deposito d'acqua del vicino Oriente. Avrebbero potuto fare uno Stato. Gli è stato negato. I patti di Versailles, creati formalmente per dare degli stati ai popoli, e quindi la libertà, l'autonomia, ai popoli che non ne avevano, si sono dimenticati dei curdi. Perché? Ma è molto semplice. A differenza degli armeni o degli arabi, che hanno durante la prima guerra mondiale manifestato a diverso livello una volontà filo-occidentale e quindi contro il loro sovrano, contro il sultano, rivolta nel deserto, Lawrence d'Arabia per gli arabi, resistenza armena quando hanno potuto attraverso l'espatrio e la formazione di legioni armene che combattevano principalmente nell'esercito francese, a differenza quindi degli armeni o degli arabi, per i quali in fondo si è fatto qualcosa, non quello che si era promesso. Infatti la grande Arabia che inglesi e francesi avevano promesso allo Sheikh della Mecca, allo Sheikh Hussein, non è mai venuta fuori. Gli avevano promesso il grande regno arabico, libero e indipendente. Dopodiché il primo lord dell'ammiragliato, Sir Winston Churchill, ebbe a pronunziare la famosa frase: non si impiegano denaro e sangue dei soldati britannici per creare in Oriente un nuovo impero che potrebbe essere
concorrente dell'impero britannico. E allora non se n'è fatto di niente. Si è regalato ai figli di Hussein il regno di Giordania ad Abdallah, il regno di Iraq a Faisal, non si è fatto un regno dello Hijaz, che sarebbe stato nelle mani dello Sheikh Hussein, che era già il protettore dei luoghi santi. Si è preferito invece cercare un'altra tribù, guarda caso, la nemica di Hussein, la tribù dei Beni Saudi, i sauditi, e si è preferito creare un piccolo regno saudita con una particolarità, che i sauditi non sono musulmani come tutti gli altri, sono musulmani wahhabiti, sono nemici profondi di ogni forma di occidentalizzazione dell'Islam, sono quelli che ancora oggi costituiscono il nucleo del terrorismo islamico e sono nello stesso tempo esattamente coloro che per la maggior parte dei loro casi numerici, diciamo così, sono sudditi del primo alleato degli Stati Uniti in Arabia. Vedete fino a che punto nulla si stia tenendo nella politica attuale e fino a che punto quindi si assaggia la posizione assolutamente cinica di Erdogan, che da un lato fa una politica moderatamente estremista non si dice, moderatamente fondamentalista, tanto quanto basta per avere delle simpatie dei sunniti devoti ma moderati, quindi non rompe rapporti con l'Arabia Saudita, che anzi gli fa comodo per entrare in qualche modo nella compagine delle azioni diplomatiche da fare nel vicino Oriente. Nello stesso tempo mantiene rapporti con l'Egitto e quindi attraverso quelle e attraverso la NATO si assicura di poter essere uno dei coprotagonisti della politica vicino orientale, ma nello stesso tempo non rifiuta né accordi parziali, modesti, qualche volta anche timidi, nei confronti della Russia, e attraverso la Russia non rifiuta nemmeno i rapporti con l'Iran. Adesso qui si entra, e finisco anche perché temo sì, che ci sono gli atti dovuti, quindi fra poco ti avvicini agli atti dovuti. E quindi... Quindi un ultimissimo pensiero. A questo punto si entra in un altro aspetto geopolitico che è importantissimo, rispetto al quale Erdogan una volta di più si pone in una posizione pericolosa ma anche da protagonista. C'è una legge geopolitica. I geopoliticisti di professione sostengono che sono leggi incrollabili, ma le leggi hanno sempre le eccezioni che, come tutti sanno, confermano la regola. Chi governa a Istanbul, o ad Ankara se preferite, non può andare d'accordo con chi governa a Mosca o a San Pietroburgo se preferite, e nemmeno con chi governa a Teheran o a Isfahan se preferite. Sì, e questo problema dello scherzo delle capitali c'è in tutti e tre i paesi, c'è in Russia come in Turchia come in Iran, per ragioni storiche del tutto diverse. Chi governa la Russia, chi governa la Turchia, chi governa l'Iran sono in generale nemici fra loro, nemici asimmetrici. Quando si è in tre a essere nemici non si raggiunge mai la parità, non si è mai 2 contro 2, si è sempre 2 contro 1, e i 2 contro 1 sono ordinariamente, storicamente, almeno dal XVI secolo, sono storicamente la Russia, già da quando era Granducato, Gran Principato di Moscovia, la Russia e la Persia, già dal tempo degli Shah Safavidi, quindi siamo nel 500, sono sistematicamente contro il sultano di Istanbul. Lo sono religiosamente, ortodossi russi, sciiti, iraniani, lo sono per ragioni evidenti di contrasti geopolitici, la linea del Mar Caspio, il Caucaso, il deserto a sud del Caucaso. Il deserto è però un deserto pieno di linee di commercio,
come poi diventerà un deserto pieno di linee ferroviarie. Lo sono perché storicamente hanno sempre preso accordi tesi a ostacolare la cosa fondamentale che dà fastidio a tutti quelli che abitino nell'entroterra eurasiatico, a nord o a sud della Turchia, non importa, nei confronti della Turchia, perché la Turchia ha le chiavi d'accesso ai mari caldi. La Turchia ha le chiavi d'accesso agli stretti. Questo evidentemente disturba meno gli iraniani, che hanno altre prospettive nei confronti dell'Asia, disturba moltissimo, come sapete, i russi. E allora tutte le guerre dal 600 in poi sono sempre state guerre che vanno capite anche alla luce di questi rapporti di alleanza o di inimicizia. Nello scacchiere europeo, per esempio, da quando abbiamo smesso di dire una stupidaggine del tipo che le guerre cristiane contro i turchi erano guerre dei cristiani contro i musulmani, perché non è così, tutti sanno che l'impero, il Sacro Romano Impero, il Regno di Spagna erano nemici dei turchi, come il Papa e come quando gli conveniva la Repubblica di Venezia, quando gli conveniva, cioè quasi mai, ma comunque in teoria sempre. Ma al tempo stesso la Francia era il primo alleato del sultanato. Quando i corsari magrebini a servizio del sultano si trovavano a mal partito nei confronti delle cannoniere spagnole o anche delle navi genovesi di Andrea Doria, per esempio nel 500, dove andavano a svernare? Nel porto di Toulon, che il re di Francia aveva quasi fatto evacuare, che era diventata quasi un'enclave musulmana in terra francese. Francesco I e il Re Sole fanno questa politica. Quando Vienna viene assalita dai turchi nel 1683, i veneziani sono contentissimi, perché per assalire Vienna bisogna passare attraverso la penisola balcanica e siccome nemmeno il colossale apparato militare turco può reggere una guerra per mare e per terra allo stesso tempo, i turchi o si muovono sul Mediterraneo e allora attaccano le isole e Venezia, o si muovono sui Balcani e allora attaccano l'Ungheria, la Croazia e magari arrivano fino a Vienna. Quindi quando Vienna viene assalita dai turchi prima nel 1529 e poi nel 1683, i veneziani sono abbastanza contenti. Chi è contentissimo è il re di Francia, il quale re di Francia ha tutto l'interesse a tenere in smacco sia gli spagnoli, e questo lo fa per via di mare quando i turchi attaccano sul Mediterraneo, sia soprattutto l'impero. Noi ci si dimentica sempre, quando si parla dell'assedio di Vienna del 1683, che il Re Sole stava occupando la Lorena, stava occupando l'Alsazia, aveva occupato Strasburgo, aveva cacciato i protestanti da Strasburgo, il re di Francia, perché gli premeva che i cattolici dell'impero passassero dalla sua parte e lo aiutassero a mangiare un'area di territorio più ampia possibile dell'area occidentale dell'impero, che è l'area orientale della Francia. La Francia si espande verso est esattamente mentre i turchi arrivano vicino a Vienna e la propaganda diplomatica francese si affanna a denunziare l'imperatore che mentre il turco sta per arrivare a una delle grandi città sante dell'Europa, a Vienna, l'imperatore si preoccupa dell'Alsazia invece di fermare il turco. E questa è una politica che però non finisce mica lì, perché evidentemente la cancelleria imperiale risponde immediatamente. E come risponde la cancelleria imperiale? Alleandosi col grande nemico orientale del sultano, cioè con lo Shah di Persia.
Se voi andate, questo è un invito che vi faccio, anzi mi fareste anche un piacere personale, se voi andate a Roma alla Società Geografica Italiana sul Montecelio, di fronte all'ospedale militare e alla grande abbazia dell'Ordine Trinitario, c'è quella Società Geografica Italiana che ha una biblioteca splendida. Nella biblioteca della Società Geografica Italiana ci sono le carte di Pietro della Valle, grande viaggiatore romano degli inizi del Seicento, che ha scritto anche belle cose, diario da Istanbul, diario da Isfahan. All'inizio del Seicento viaggia in Asia. Bene, Pietro della Valle non è soltanto un viaggiatore, è anche un agente segreto e sta trattando niente meno con un grande personaggio della storia iraniana di quel tempo, o persiana se volete, anche meglio dire persiana, della storia persiana del tempo, che è Shah Abbas, sta trattando l'accordo tra il Papa, il Sacro Romano Imperatore, e lo Shah di Persia in funzione anti-ottomana. Shah Abbas fa all'imperatore e al Papa proprio un ragionamento, e a Venezia, di Venezia però non si fidano, un ragionamento molto preciso. Io lo attacco da est e naturalmente gli mangio il Mar Nero e il Caucaso. Dopodiché voglio vedere come fa a tenersi lo sbocco del Bosforo. Ma sullo sbocco del Bosforo c'è Costantinopoli. Io attacco questo, voi lo attaccate da ovest. Lo stesso ragionamento che in condizioni del tutto diverse, e quindi nessuno se n'è accorto a livello diplomatico, però c'è stato, lo zar di Russia ha fatto lo stesso accordo con lo Shah, non più Safavide, perché non c'erano più Safavidi, c'era uno Shah della dinastia Qajar nel 1852 circa, quando c'è stata quella che noi italiani chiamiamo la guerra di Crimea, che è stata in realtà una grande guerra in cui gli occidentali hanno preso le difese del sultano in funzione antirussa, scatenando naturalmente le ire scandalizzate di tutti i buoni cristiani che dicevano come ci mettiamo con i musulmani contro una grande potenza cristiana. Ma lo Shah di Russia, lo zar di Russia voleva arrivare al Mediterraneo, e inglesi e francesi, siamo negli anni 50, questo vuol dire la regina Vittoria e il principe Luigi Bonaparte, che poi diventerà Napoleone III, questo non glielo potevano permettere. E quindi a questo punto guerra di Crimea, la quale, come sapete, è dipeso in una certa misura anche il destino dell'unità d'Italia. Franco, siamo arrivati agli atti dovuti, ma c'è prima una domanda del professor Jelen, che è un geopolitico di professione, perché insegna all'Università di Trieste geopolitica. Bene. Professore, buonasera, è stato un piacere ascoltarla, veramente proprio rinfranca l'animo, insomma, sì, veramente sì, devo dire. Io ascoltando mi vengo preso da depressione invece, ma no, per niente, anzi, è l'esatto contrario, anzi, devo dire che personalmente apprezzo questa forza, insomma, che ci dà, credo che ci abbia dato questa dimostrazione la cultura, il fatto di guardare negli occhi il male, l'odio. Questo non depone a favore della sua rispettabilità politica, lo sa? No, io ho le idee un po' confuse dopo un suo intervento così articolato, così profondo, quindi veramente. Però se posso permettermi di farle una domanda, una cosa, che poi vorrei anche ricollegarmi all'intervento che ha fatto precedentemente la signora Uliana, anche, ma adesso vediamo di organizzare un po' la nostra. Quindi lei ritiene, con questo suo testo, mi sembra di avere capito, con questo suo ultimo libro,
ritiene che sia inevitabile il recupero e il ritorno a questa geopolitica a scacchiera, per così dire, dove il nemico del mio nemico è il mio amico e viceversa, e quindi che un po' trae, un po' deriva, un po' trae ispirazione da questa storia drammatica, insomma, che caratterizza, nel caso che abbiamo citato, l'Europa, le relazioni tra Russia e Turchia e gli altri paesi che ha citato. Ritiene che sia irreversibile questo recupero, questo ritorno ai rapporti, al bilateralismo? Perché ricollegandomi a quanto aveva detto prima, diciamo che almeno negli ultimi decenni del Novecento abbiamo potuto notare come si sia affermata nella realtà planetaria, insomma, una certa tendenza verso il multilateralismo, quindi anche verso l'istituzione di forme intergovernative o internazionali, insomma, che poi sono in alcuni casi miseramente fallite, in altri casi invece sopravvivono cercando di portare avanti un po' sempre quest'idea del dialogo multilaterale, appunto per evitare dal punto di vista della teoria neoliberale, naturalmente, la regressione al bilateralismo, che indebolisce naturalmente il contesto internazionale e porta, secondo sempre questo modo di vedere, inevitabilmente al recupero della guerra, almeno della guerra convenzionale, uno, tra virgolette, spettacolo drammatico cui stiamo assistendo negli ultimi decenni, forse, ammesso che, secondo che sia verificata questa teoria. Secondo lei è proprio un recupero irreversibile, se ho capito bene dal suo intervento? Io mi sono lasciato un po', non è piaggeria, proprio, mi sono proprio lasciato fare. Ho ascoltato con piacere e certe volte proprio mi sono perso quasi, e quindi non vorrei aver perso qualche... Ecco. Ma guardi, io sono per natura, anche per convincimento, diciamo, ideologico no, ma concettuale, e anche per natura io sono nemico giurato di tutte le forme di determinismo possibile e immaginabile, ma semplicemente perché sono uno che ha fatto negli ultimi 60 anni, ha fatto soltanto il mestiere di studiare la storia. Ha studiato più o meno bene, questo è un altro discorso, ma ha fatto quello. E mi sono accorto che le tesi, le teorie rigide non reggono mai. Mi sono accorto che non solo non bisogna, proprio metodologicamente parlando, noi come persone che studiano il passato, non bisogna mai cedere alla tentazione degli schematismi rigidi, perché è vero esattamente il contrario. È vero il principio delle geometrie variabili, è vero il principio che non solo non è vero che tout se tient, come amano dire i francesi, ma che quasi nulla si tiene, che la politica non è solo il regno del possibile, è anche il regno delle contraddizioni, solo che sono appunto contraddizioni, appunto, lo ripeto l'espressione perché rende l'idea, a geometria variabile. Per esempio, è un fatto che Biden sia costretto, perché l'incubo di una ripresa repubblicana, e di una ripresa repubblicana in un senso che non sarà trumpista, ma che potrebbe anche somigliargli, eccetera, eccetera, è sempre possibile. La leadership democratica non è assolutamente sicura, e d'altra parte la leadership democratica si fonda su un elemento che di per sé stesso può condurre al bilateralismo, perché la leadership democratica si fonda su un principio di carattere lo definirei etico-nazionale, cioè il manifesto destino del popolo americano non è quello di stare nella grande isola statunitense e separarsi dal resto del mondo, ma è quello di
porsi alla testa di tutte le forze che nel mondo vogliono l'affermazione di quello che nella logica del destino manifesto statunitense è il bene, cioè la volontà, il convergere dell'interesse degli Stati Uniti col bene mondiale. E questa è la parola d'ordine che fa sì che storicamente le grandi guerre di solito, le grandi dichiarazioni di guerra le abbia sempre firmate un presidente democratico, mai un presidente repubblicano. E allora naturalmente la declinazione del principio di Monroe, l'America e gli americani, il che vuol dire tutto il continente americano, cortile posteriore della Casa America, e gli europei non ci devono mettere il naso e via discorrendo. Tutto questo può essere declinato in un senso repubblicano che è sempre tendenzialmente un po' isolazionista, e può essere declinato in un senso democratico che invece per forza di cose tende all'esportazione. Strano che appunto nulla si tiene. Strano che l'idea dell'esportazione della democrazia, per esempio, sia nata esplicitamente in un momento in cui c'era un governo repubblicano, il governo di Bush Junior. Però bisogna dire anche che nella storia repubblicana noi abbiamo assistito nel giro di un quarto di secolo a un'affermazione di due presidenti repubblicani che erano due presidenti atipici. Il presidente Bush, che in quanto repubblicano avrebbe dovuto tenere al principio ordine e prosperità interna, sganciamento di tutte quelle cose che ci fanno spendere un sacco di soldi, ci fanno rimettere un sacco di sangue dei nostri ragazzi, eccetera, che sono l'impicciarsi delle cose del mondo. Questo l'hanno sempre fatto i repubblicani. Il presidente Eisenhower, che era un grande repubblicano, che non amava neanche gli europei notoriamente, e che quindi non aveva particolari simpatie per il principio che l'Europa dovesse diventare l'antemurale degli Stati Uniti. Quando Eisenhower se ne va, denunzia la convergenza militare e industriale che sta portando l'economia degli Stati Uniti verso una politica di sempre maggiore intervento all'estero, fra l'altro, e che fa di questo la base anche di una certa fierezza nazionale. Ora, tutto questo comporta il fatto che paradossalmente, perché è un paradosso, la politica democratica agisce di fatto contro ai suoi principi, che sono principi di democrazia e di multilateralismo, e in questo Obama era un democratico di schietta osservanza, ma questa politica porta per forza di cose a una riaffermazione obiettiva, non soggettiva, ma obiettiva di unilateralismo, di egemonia sul mondo, perché il principio che la volontà divina e quindi il destino manifesto degli Stati Uniti coincidano col benessere del mondo, e il benessere del mondo è l'affermarsi della democrazia parlamentare, e questo porta per forza di cose a costruire una politica in cui si identifica con forza un nemico. Ora, quando si identifica con forza un nemico, però, diplomaticamente si dovrebbe tagliargli l'erba sotto i piedi, come diciamo in italiano, si dovrebbe ostacolarlo. E ora la politica di Biden tende a regalare al nemico degli spazi. Biden fa una politica contro Erdogan e sa benissimo che sarebbe negli interessi degli Stati Uniti mantenere a tutti i costi una sponda di amicizia nei confronti del mondo turco, perché il mondo turco è un sicuro antemurale contro l'Iran
che non solo è avvertito dagli Stati Uniti, io credo che in qualche modo si sbaglino, ma è avvertito come un grande pericolo, ma è avvertito anche giustamente come un potenziale alleato dei nemici, diciamo per eccellenza, anche se virtuali per il momento, che sono i cinesi. Allo stesso modo, io mi chiedo, dal momento che l'obiettivo del governo statunitense dovrebbe essere il più possibile indebolire un possibile fronte avversario e quindi togliere possibili avversari al nemico, e il nemico, anche se non è un nemico militare, ma lo è a livello economico, lo è a livello finanziario, se non altro perché alle retini del debito pubblico, di una parte del debito pubblico americano. Il nemico a questo punto è chiaramente la Cina, e allora l'uomo della strada si chiede: ma perché fa di tutto il presidente Biden per regalare l'appoggio russo e l'appoggio iraniano e magari perfino l'appoggio turco alla Cina? Perché fa di tutto per rafforzare il fronte nemico? Se no per una visione che in ultima analisi finisce con l'essere una visione quasi misticamente manichea. E tutto questo non si spiega, o si spiega con colossale con una colossale incompetenza diplomatica. Un po' di aria, Prego? No, stiamo avvicinandoci al momento degli atti dovuti proprio forzosi. Quindi... Ecco, io è questo elemento che non riesco a spiegarmi dell'attuale politica del presidente democratico. Perché se dovesse seguire le linee maestre della politica democratica dovrebbe continuare sulla strada, almeno teoricamente intrapresa in buona fede. Io sono fautore dell'idea che il presidente Obama fosse in perfetta buona fede, di ampliamento del multilateralismo. Ma multilateralismo potrebbe voler dire allora allargare alcuni legami che gli Stati Uniti hanno con altri paesi, per esempio il legame con l'Europa, che invece stanno stringendo. La politica NATO di Biden, soprattutto dopo il momento di incertezza e di confusione di Trump, sta diventando una politica obiettivamente soffocante. Basti pensare per esempio anche semplicemente al carico economico che attraverso la NATO il governo americano impone alla Repubblica Italiana per una politica di armamenti. In un momento come questo, anche se nessuno ne parla, la faccenda dei 30 miliardi è assolutamente colossale e nessuno dice nulla a livello di giornali, a livello di mass media, a livello di forze politiche. Che le forze politiche di vertice non dicano nulla non mi stupisce, vista la qualità delle forze politiche, ma che la classe ma che l'opinione pubblica sia così disarmata, e questo mi meraviglia. Però è uno stato di fatto, e Biden in questo momento sta riprendendo le linee obiettive di un unilateralismo che respinge nel campo dei nemici tutte quelle forze che potrebbero essere invece moderatamente e autonomamente delle forze amiche. Io credo che fra Biden e Putin la sponda più possibilista e meno decisa, meno intransigente sia quella di più politica, più duttile sia quella di Putin, non quella di Biden. Non parlo della politica interna, parlo dell'atteggiamento diplomatico in generale. Potremmo chiedere al professor Guglielmo Cevolin di organizzare una lezione conclusiva bis a questo punto. Ma a questo punto sì, noi non possiamo far altro che ringraziare il professor Franco Cardini per quella che in chat è già stata definita una lectio magistralis, quindi
hai concluso il nostro 25esimo corso di geopolitica rispondendo alle domande dell'assessore Uliana, del professor Jelen. C'erano anche altre 2 o 3 domande, ma non riusciamo perché se no creiamo un caso internazionale. Definirei Lezio Equina. Ecco, sei costretto a passare un'altra riunione e quindi grazie infinite per aver concluso ancora il 25esimo corso. Spero che abbiate libertà a questo punto. Io no, io dovevo fare un'altra cosa, ma pazienza, sono cose che succedono. Vi ringrazio tanto e mi dispiace per aver ridotto. D'altra parte le cose da dire erano molte, è difficile. C'è il libro, lo possono... c'è anche il libro. Ecco, tra l'altro il libro, ne abbiamo ordinato un po' di copie. Sono diventati i libri. Nella volontà di Salerno dovrebbero diventare anche 2, perché dicono che il Sultano dello Zar dovrebbe avere a questo punto un secondo volume sul XXI secolo. Ma io c'è già la Turchia, molte cose da fare. Insomma. Peraltro c'è già il libro La Turchia. Il libro della Turchia, sì, il libro della Turchia è un'introduzione al secondo, in realtà nelle mie intenzioni è una piccola introduzione al secondo volume di Salerno, che però io non so, io ho tutto il materiale qui in casa ormai, non avrei nemmeno più bisogno di andare in biblioteca o in archivio. Ho la casa piena di cose, però non ho il tempo, anche perché devo fare altre cose. Attento a Thor. No, poi sì, poi c'è cose, poi come dice il mio amico e ti saluta, è più famoso di me, Alessandro Barbero, io in fondo faccio il medievista. Quando lo dice Barbero ridanno tutti, ma ormai ridanno tutti anche di me. Ecco. No. Un abbraccio, grazie infinite, grazie. Buona serata a tutti, grazie Grazie infinite. Arrivederci, grazie.